un'altra bandiera che si chiama Ciccina Circe, cioè come la maga Circe, una che ha il suo, quando vi sono i sonagli, lanzano i delfini attorno alla barca, per dirvi, no? Quindi un esempio di un ritorno a casa, di un incontro col padre, la Erta, no? Un esempio adesso, moderno, di 60 anni fa, però tutta la letteratura è pregna della genialità della scrittura omerica, no? Noi siamo abituati che oramai le cose hanno un inizio, un centro e una fine, però l'Odissea è strutturata in maniera diversa, cioè l'Odissea inizia con Telemaco, non inizia con Ulisse, e prima che appaia Ulisse nell'Odissea passano 5 canti, cioè noi ne sentiamo parlare attraverso il figlio, vediamo la situazione che c'è a Itaca in quel momento, vediamo i proci che si stanno cercando di impossessare dei beni di Ulisse, vogliono ovviamente sposare la moglie in maniera tale che abbiano la legittimazione al trono. Il figlio disperato, sto padre non ritorna, decide di partire e di andare a cercare sue informazioni, parlando con quelli che già sono tornati dalla guerra di Troia, perché visto tornare e mio papà ancora no, e tutti man mano che li incontra gli parlano di Ulisse, gli parlano della sua, di quanto è stato bravo, di quanto è stato forte, di quanto è stato eroico e soprattutto no, importante, se non avesse inventato l'escamotage del cavallo di Troia sarebbero rimaste ancora sotto le mura di quella città. Quindi è così che noi lettori cominciamo a essere introdotti nel mito di quest'uomo, ne sentiamo parlare, quando all'improvviso il quinto canto finisce, noi ritroviamo Ulisse che spiaggia aggrappato a un tronco di una nave sull'isola dei Feaci. Lì viene raccolto da Nausicaa, portato a palazzo, lo vestono, lo lavano e lui, per ringraziare, racconta la sua storia. Quindi abbiamo oggi Telemaco che lo cerca, oggi lui che spiaggia da Nausicaa, flashback, cioè tornano indietro nel tempo e parte la narrazione con questo andare avanti e indietro fino a che i Feaci non lo lasciano andare per tornare a Itaca, una bella nave, e il cerchio si chiude. Padre rincontra il figlio, fanno fuori i proci, rientra in possesso del suo regno e della moglie, e teoricamente dovrebbero vivere tutti felici e contenti, se non sapessimo i due si no, non ci riusciva proprio a stare a casa, non ce la faceva proprio. Lo sai, saprai sicuramente come è morto. Ci sono tante storie, una di quelle di cui ne abbiamo parlato qua è stato ucciso dal figlio. Ma non Telemaco, dall'altro. Perché allora Ulisse non era un santuomo, parliamone chiaro. Io scusate utilizzo il siciliano, lui ha avuto figli sia da Circe che da Calipso. E tanto per non sbagliarsi, uno si chiamava Telemaco, l'altro si chiamava Telemaco. Cioè, Telemaco, sono cose giusto perché così non lo confondono quando li chiamano. Adesso la storia è un po' complicata, però per dirvi, lui ritorna, Telemaco sposa Circe, Telemaco sposa Circe, il figlio di Circe e Ulisse intanto si era sposato con Penelope nel mezzo, tutto, almeno così racconta la leggenda. Quando lui ritorna, convinto che questa nave dove c'è Ulisse sia il